Noi ce lo attendevamo e quindi avevamo attivato dei meccanismi di monitoraggio. Il nostro obiettivo era appunto renderci conto tempestivamente del fatto che, eventualmente ci fosse questo incremento per potenziare il numero dei medici che effettuano le visite fiscali. Nessuna sorpresa per l'INPS regionale per quello che sembra essere uno degli effetti dell'obbligo di Green Pass al lavoro, ovvero l'aumento significativo dei certificati di malattia. E i dati parlano chiaro. Venerdì si è registrato un incremento nel privato del 23% e del 31% nel pubblico rispetto al venerdì precedente, complessivamente un più 25%. Lievemente in calo la percentuale di lunedì con un 21% in più di certificati di malattia rispetto allo stesso giorno della settimana prima, 20% in più nel privato e più 17% nel settore pubblico. Un incremento che nella giornata di venerdì è stato sostanzialmente di un quinto, addirittura quasi di un terzo, per quanto riguarda il lavoro pubblico, e che anche lunedì continua con questo trend. In assenza di altri elementi viene quindi automatico collegare questo incremento alla certificazione verde. Quando tu vedi che nella giornata di venerdì l'incremento di una realtà come Venezia, no, è di più 42%, no, ci sono alcune aree, Chioggia più 52%. Troviamo delle aree in cui non ti sai spiegare diversamente questa anomalia, no, perché non vi sono fattori di carattere diverso, epidemiologico. Significativo il dato della provincia di Venezia, ma a livello provinciale ad aver registrato venerdì l'incremento più importante è stato il Rodigino con un più 26%, a seguire il Bellunese con Agordo che ha avuto nella stessa giornata un dato ancora più elevato, più 31%, di certificati rispetto al venerdì precedente. La Marca Trevigiana ha invece segnato il minore incremento, più 6%. La risposta dell'INPS a questo fenomeno arriva attraverso un aumento delle visite fiscali, mettendo in campo una decina di medici in più per arrivare in tutta la regione ad un'ottantina di dottori. Questo è il nostro comportamento in risposta a questo tipo di situazione che è evidentemente anomala, insomma. Visite fiscali che vengono disposte automaticamente dall'INPS, ma che possono anche essere chieste dal datore di lavoro, come accaduto negli ultimi giorni. Soprattutto nei settori che sono stati maggiormente interessati da quelle che sono state le dinamiche anche di conflitto e un po' anche di prova di forza, no, con i lavoratori, abbiamo ovviamente ricevuto in maniera quasi, come dire, scontata richieste specifiche di valutazione medica